festeggiano i 150 anni della non unità d'Italia e compie 20 anni, questo se è serio, di attività alla Fondazione Biesotto di Ghirano di Prata, 20 anni di volontariato al servizio dei malati di cancro. E allora abbiamo un servizio e poi immediatamente con il nostro opinionista in materia di sanità. L'operato andiamo a scoprire in particolare in questo servizio dei cosiddetti angeli della strada. Questa sera ci troviamo in compagnia del presidente Giacomo Maccan, presidente della Fondazione Biasotto, qui a Ghirano di Prata, nella sede appunto della Fondazione Biasotto. Una fondazione che adesso raggiunge il ventennale del suo operato. Presidente, quali sono gli obiettivi della Fondazione Biasotto? In cosa aiutate le persone ammalate? Diciamo del 1990 a oggi abbiamo aiutato anche fisicamente, finanziariamente, sia il CRO che anche qualche paziente che non poteva farsi qualche terapia importante, eccetera. Poi abbiamo messo in piedi questo servizio a domicilio, casa, ospedale, casa, che è risultato un fiore all'occhiello per la Fondazione. Questo servizio viene totalmente gratuito. Noi trasportiamo appunto queste persone che sono, l'anno scorso ne abbiamo trasportate 130, e il numero quotidiano è 5-6 pazienti al giorno. E ogni mezzo, i 3 mezzi che abbiamo, escono sempre con 2 angeli della strada a bordo. Quanti chilometri avete fatto? 296.000 chilometri e circa 5.000 ore di servizio. E ora in compagnia invece della coordinatrice di quelli che sono un po' gli angeli della strada della Fondazione Biasotto, Giuseppina Mattiussi, alla quale voglio chiedere, insomma, praticamente come si svolge la giornata di uno degli operatori qui della Fondazione Biasotto? La mia giornata si svolge accendendo il cellulare alle 7, 6 e mezza, dipende a che ora partono i volontari, ricevo tutte le telefonate e coordino i servizi volontari, programmando La giornata, insomma, di questi operatori che percorrono appunto le strade portando i malati al CRO. Il paziente più distante che andate a recuperare, insomma, per poterlo portare dai medici che lo hanno in cura? allora Meduno, Morsano al Tagliamento, Fiume Veneto. Dappertutto, diciamo. In qualche modo la comunità può essere utile alla fondazione? Avete bisogno di qualcosa? Volete approfittare, insomma, di questo servizio per un piccolo appello? Abbiamo bisogno di volontari, di persone che si avvicinino a noi per dare alle persone quello che adesso tutti noi stiamo dando. In quanti siete attualmente come operatori? 57 volontari. Io vorrei ringraziare a nome di tutto il Consiglio della Fondazione Biasotto, degli Angeli della Strada e Tele Pordenone per averci dato questa opportunità di fare questo messaggio d'amore a tutto il Friuli Venezia Giulia. Soprattutto Giuseppina, questo è un grande regalo che ci hanno fatto per i nostri 20 anni di attività. Grazie e buonasera a tutti. La nostra gente, Giovanni Del Ben, anatomopatologo ed è il nostro opinionista in campo sanitario. Vorrei dire che anch'io c'ero alla riunione della Fondazione Biasotto perché domenica scorso loro hanno festeggiato il loro ventennale. Questa benemerita associazione, che è partita dall'idea di fare l'ospedale a domicilio, poi ha detto che era molto più razionale trasportare i pazienti dal domicilio all'ospedale. Ho usato il termine trasportare, che è quello che fanno queste macchine bianche guidate dagli angeli della strada, perché il termine trasporto non sarebbe quello giusto. Avrei dovuto meglio dire accompagnamento, perché in questa parola è compresa anche la relazione umana, il calore, il conforto che questi volontari danno ai malati che trasportano. E questi volontari sanno anche dare una parola di speranza e di solidarietà. Diciamo che mediamente è mezz'ora il tempo che passano da casa all'ospedale, dall'ospedale a casa, e in questa mezz'ora c'è un'importante relazione anche terapeutica. In realtà loro condividono le ansie, le aspettative di questi malati. Tante sono comunque le associazioni di volontariato che operano nel mondo sanitario. Erano 16 quelle che giusto un anno fa si sono riunite al CRO
insieme alla presidente dell'Alleanza degli ospedali nel mondo, che è ancora la senatrice Contini. C'erano i donatori dell'Avis e dell'Aido, quelli che danno il sangue per le cure di malati gravi, c'erano associazioni di dimensione nazionale come Angolo, quelle locali, insieme, che fanno del sostegno una delle loro ragioni sociali. C'è l'associazione Giulia che dà un forte contributo a malati a rischio di emarginazione, c'erano l'Andos delle persone operate al seno, tante altre associazioni nel settore oncologico e prima fra tutte o forte fra tutte la Via di Natale del compianto Franco Gallini. Domenica comunque, parlando di volontariato, c'è anche la giornata degli Amici del Cuore. Il Friuli occidentale ha tanti volontari e tante associazioni che operano nella protezione civile, nel settore sociale e sociosanitario, tutte spinte da un grande impegno personale, morale, di valori, di spirito di sacrificio per gli altri, di umanità, per usare altre parole. Voglio dire a coloro che sono stati mandati a dirigere la sanità provinciale di non vedere solo gli ospedali, gli ambulatori, i distretti. Sappiano che da noi c'è di più. Ci sono le associazioni di volontariato, orgogliose di intervenire dove c'è bisogno, ma non disposte a fare ciò che invece dovrebbero fare le istituzioni, pronte a dare di più, non a supplire ciò che comunque deve essere dato. Nel preparare questa nota ho avuto modo di rileggere un discorso che Sandro Pertini aveva rivolto alle associazioni di volontariato. Dice Sandro: voglio rivolgere anche a voi, italiane ed italiani, non so fare la sua voce, no? Un appello senza retorica che sorge dal mio cuore. Qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana. Grande Pertini. Giovanni Del Ben è un medico, un anatomopatologo, grazie, è stato rinviato al